Amici bellini, scaldiamo la voce, scaldiamo i motori perché ci sono tante ufficialità, alcune un po' così, altre un po' così e quindi ne parliamo insieme. Cominciamo! Allora, amici miei, amiche mie, facciamo questo video, lo facciamo a braccio, voi lo sapete, io non mi sono mai preparato un video in vita mia. Uno solo l'ho preparato su questo canale, era un video su Mertens e penso pure che lo dovrò aggiornare, la storia incredibile di Mertens continua, e poi c'è il gol di Mertens, e poi c'è il gol di Mertens su Instagram. L'amico Giovanni ha fatto una cosa bellissima, poi no, dopo ne parliamo. Però, first thing first, I'm a realist. Pino Torregrossa, benvenuto sul canale come ultimo iscritto che mi risulta. Ci sono altri nuovi iscritti che saluto idealmente. Abbraccio i vecchi iscritti, i miei eroi e le mie eroine, e vi chiedo di lasciare un like di cortesia, perché la cortesia alle volte it goes long way, no? Fa più dei soldi. Ecco, quindi invece di farmi una donazione oggi lasciatemi un like, va benissimo così. Ci sono ufficialità, dobbiamo parlare di cose belle e di cose brutte. La cosa brutta, ovviamente l'avete capita tutti, è Koulibaly positivo. Purtroppo questa è una di quelle cose brutte. La cosa bella è Tuanzebe che viene presentato ufficialmente al Napoli, ci stanno le sue prime parole e basta, non è successo nient'altro oggi, credo che non è successo nient'altro. Ovviamente, a parte questo, io non voglio sottolineare, oramai lo sappiamo già, non è che è sorpreso dalla situazione così, però gli dico solo una cosa, dico ci vediamo a Ribalta. Tu a Ribalta ci sei andato, io lo so, io so tutto. Ci vediamo a Ribalta, ci mangiamo una pizza, 2 ciurilli e ne parliamo da vicino, Lorenzo? Ne parliamo da vicino, tu mi spiegherai che cosa hai provato, perché hai agito così, magari sei stato costretto, magari è una questione di opportunità, di scelte, Sapete, io devo usare le parole di Spalletti, non si è quello che si dice, si è quello che si fa. E Insigne è quello che ha fatto e quello che farà, perché è ancora a tutti gli effetti un giocatore sotto contratto con noi. Di conseguenza basta. Basta, ne parliamo, deve giocare a pallone, deve fare assist, deve entrare in contrasto, deve aiutare i compagni, deve piangere, deve dare la maglia, deve incazzarsi con l'arbitro, deve esultare con i compagni, questo deve fare, non c'è problema. Ma ne parliamo dopo, perché ci sono cose le cose importanti sono queste, guardate. Questa è la cosa importante. A me questo mi interessa, perché domani già entriamo in campo e a me interessa sapere la formazione iniziale, perché poi non abbiamo recuperato praticamente nessuno, ancora non ci sono notizie, anzi abbiamo avuto una notizia, una nuova positività che comunque non avremmo potuto schierare perché è in Coppa d'Africa continuano a uscire positivi, eccetera eccetera. A me interessa questo. A me onestamente interessa questo, e a fine video dico un'altra cosa a Lorenzo, ma quella è veramente per chi arriva fino alla fine. Il resto non mi interessa. Chi guarda l'inizio del video, l'abbiamo coperto la notizia, la cronaca. Signori, io non lo so. Ovviamente non lo so, perché non sentendo parlare Spalletti, non avendo a disposizione altre notizie, perché il sabato ne escono poche, e io posso immaginare che Di Lorenzo venga confermato. Ovviamente non abbiamo notizie di negativizzazioni di Malquit, di Lozano, di Osimhen, si sta ancora aspettando, si aggiunge Koulibaly. Dal report pare che Fabian ancora abbia fatto personalizzato, di conseguenza non è credo arruolabile, e abbiamo questa novità che Tuanzebe, Axel Tuanzebe, lo dobbiamo pronunciare così perché nasce in Congo, quindi nell'Africa molto spesso le parole vengono accentate alla francese, lui parla francese e Ghulam lo ha detto anche. Di conseguenza un altro francofono che entra nello spogliatoio e che può avere una transizione veloce grazie ai senatori che sono tra
insomma africani che parlano francese, eccetera eccetera. La famosa linea nera, quella di Koulibaly, di Ghulam, algerino, lo stesso Unas, Anghissà, possono fare gruppo in fretta, senza contare Mertens che parla tutte le lingue, ma va benissimo così. Quindi benvenutiamo Tuanzebe, oggi che è martedì, sono passati 4 giorni in più rispetto al mio desiderio, ma va bene così. Arriva in prestito, non so se ci sono, non ho letto almeno sul sito ufficiale di diritti, di obbligo di riscatto, credo sia un prestito secco, ma va bene così, ci serve e speriamo di utilizzarlo. Tuanzebe può anche adattarsi da terzino, è un destro. Non credo che giocherà mai titolare al posto di Lorenzo, ma ce lo teniamo bello stretto perché fisicità, velocità, e vediamo un pochino. Si può confermare Juan Jesus Rachmani al centro. Qui su Ghulam, me lo dite anche voi nei commenti, la voglia di confermarlo perché la sua fisicità, la sua presenza, la sua calma ha dato una grossa mano. C'è una legge non scritta nel calcio, molto spesso i giocatori che vengono da un lungo infortunio o comunque da una inattività prolungata, insomma, di solito giocano bene la prima partita e poi accusano un pochino il ritmo, eccetera eccetera. Non lo so se sarà il caso di Ghulam, non lo so se si può azzardare uno Zanoli lì a sinistra o spostarlo ovviamente a destra con Di Lorenzo adattato, ma io addirittura, a me Zanoli a sinistra è piaciuto anche in fase propositiva, quelle poche volte, quei pochissimi minuti che lo abbiamo visto, e quindi si potrebbe ipotizzare una cosa del genere. In questa zona non ci sarà Candreva ed è un punto a favore nostro, e quindi possiamo ipotizzare Ghulam Zanoli come ballottaggio dell'ultimo minuto. Confermiamo Lobotka, confermiamo Demme, perché non abbiamo nessun Anghissà e nessun Fabian a disposizione. Abbiamo probabilmente Elmas a disposizione e qui ci sarà una scelta. Può essere una scelta di campo, può essere una scelta di spogliatoio, può essere una scelta qualsiasi. Non lo so se un tweet, un video che esce su internet che coglie impreparati, ma non tanto, i tifosi, sicuramente non coglie impreparata la società, quindi non cambia molto rispetto alla scelta di mandarlo titolare con la Juventus. Però dobbiamo anche considerare che Elmas era appena tornato, ha preso l'aereo proprio direttamente per andare direttamente così, quindi non si è potuto allenare. Magari in questi 2 giorni un Elmas che si è allenato bene potrebbe anche partire titolare da quella zona, non lo so, non credo. Confermiamo Zielinski, confermiamo Politano, ricordiamo che Spalletti ama i giocatori che sono fuori forma, che devono recuperare la forma, devono giocare, lui la vede così. Con Zielinski è stato così e con Demme stiamo facendo così, cioè più gioca e probabilmente meglio sta. Poi abbiamo sempre il dubbio Petagna-Mertens. Ho messo Petagna, diciamo, è un 51%, 49% per alternarli, anche perché Mertens aveva preso una brutta botta alla caviglia, un brutto fallo di De Ligt, e quindi si potrebbe cominciare così con un Mertens che può subentrare poi dopo. Abbiamo tantissimi impegni ravvicinati, a quanto pare stiano spostando una partita della Fiorentina, di conseguenza potrebbero spostare a giovedì invece che mercoledì la partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. Non lo sappiamo, non capiamo, mettono solo in difficoltà a me perché giovedì devo andare a suonare e quindi con le live eccetera eccetera. Ma a voi avete lasciato il like, ma voi vi siete iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, perché nel canale Telegram io posto delle cose, per esempio la cosa ufficialità, posto un tweet oppure posto un video di Instagram che non posso postare qua. Mi servono 5 persone, vai 5 persone. Che c'è il telefono che è bollente, abbonati che fanno i pazzi, 5 persone, forza. Questa è la situazione, la Sampdoria sta anche abbastanza in guaiatella, dobbiamo approfittarne. La famosa domanda che è girata in città, ma il Napoli qual è il vero Napoli? È il Napoli di Empoli, è il Napoli dell'Empoli, è il Napoli dello Spezia o è il Napoli di Milan e Juventus? E qua dobbiamo dimostrarlo, adesso dobbiamo dimostrarlo. Quanto di buono fatto all'andata va confermato, aggiungendo qualche punto in più se vogliamo lottare punto a punto e arrivare alla qualificazione Champions, che è importantissima. E possiamo farcela, abbiamo tutte le caratteristiche per farcela, per quando le seconde linee si dimostrano pronte, proprio mentalizzate, sul pezzo, concentrate, eccetera eccetera. Si può fare. Nel frattempo ricordiamocelo che rispetto all'andata
ottima partita, ottimo risultato, il pareggio fuori casa, abbiamo 2 punti in meno rispetto all'andata, ricordiamocelo, perché poi è la somma che fa il totale, diceva Totò. Di conseguenza questo è, abbiamo vinto con la Juve all'andata, per bissare gli stessi punti che abbiamo fatto all'andata abbiamo 2 punti in meno, dobbiamo recuperare questi 2 punti vincendo con il Verona, vincendo con lo Spezia, vincendo con l'Empoli, vincendo con la Roma, da qualche parte. Ma poi dobbiamo anche confermare quelle vittorie che abbiamo fatto, per esempio con la Sampdoria, con l'Udinese, eccetera, eccetera. Quindi con calma, tutto si può fare, il Napoli è in grado di farlo, il Napoli deve dimostrare di volerlo fare e in chiusura, visto che siamo in chiusura, altre ufficialità, tweet eccetera eccetera, non mi risultano, voi me le potete dire se arrivano all'ultimo momento. La situazione di Insigne fa male e siamo d'accordo. Fa male ai tifosi e a me non lo so, fa meno male, io non lo so, io mi sento forse la mia reazione è un po' fredda, vi può risultare fredda e lo capisco, forse perché ne ho viste tante, forse perché ho cominciato a vedere il calcio in maniera diversa, non sono sorpreso, parlavo con i miei colleghi del Caffè Napoli di Facebook e di Instagram che alcuni sono sconvolti, ma perché ha fatto questa cosa? Ma perché non poteva farlo dopo? Ma è giusto nei confronti dei tifosi, dei compagni? E io ho detto, ragazzi, ma a me sembra una cosa normale, cioè chi ti mette dei soldi in mano ha potere assoluto e siamo d'accordo. Ma io il video possiamo farlo poi a luglio perché è meglio così? No, Lorenzo, stai firmando nella cosa. Non posso rispondere, amica mia, non posso rispondere. Dopo. Lorenzo, questo è il contratto. Che vogliamo fare? Togliamo un paio di milioni e il tweet lo facciamo a luglio. Noi non sappiamo quali sono le dinamiche che portano una squadra americana, canadese, che gioca in America a fare certe scelte e certi investimenti. Magari ne hanno bisogno adesso per fare gli abbonamenti, magari adesso questo è il momento in cui azionisti, non lo so se sono quotati in borsa, non lo so come funziona, ne hanno bisogno adesso, fanno l'investimento adesso devono creare l'hype, devono creare l'epica. Quando si posta una cosa nuova, un video, una canzone nuova, anche una cosa, tu non lo puoi postare con i fan a freddo, perché i fan a freddo non reagiscono, tu li devi aizzare e quindi li stai aizzando, magari verso marzo, aprile, un giorno libero, Insigne se lo prende e viene qui nelle zone mie, viene a farsi un giro, viene presentato, non si può fare a freddo, quindi sta tutto in mano a chi ha i soldi e non c'è problema. In tutto questo però ricordiamoci una cosa, per chi vorrà prendersela solo con Insigne eccetera eccetera, quando Insigne fa delle dichiarazioni ufficiali sono concordate con la società, perché ricordiamoci la società sportiva Calcio Napoli come reagisce quando i giocatori non autorizzati parlano, quando sono in silenzio stampa e dicono delle cose, non puoi fare nemmeno una scorreggina con i tuoi sponsor personali se non lo sa prima il presidente eccetera eccetera. Di conseguenza questa scelta è stata approvata. La firma a Roma prima della partita con la Juventus, il Napoli ne era a conoscenza e si poteva imporre perché Insigne è ancora sotto contratto. Quindi questo è il risultato della volontà di entrambe le parti. Insigne vuole fare così, lui, il suo entourage, il suo procuratore eccetera eccetera, il suo clan calcisticamente parlando, e la società, perché alla società fa gioco far vedere un giocatore meno attaccato ai suoi tifosi che lascia in questo modo. Di conseguenza, io spero che tutto questo non abbia delle conseguenze sul campo, perché a me interessa il campo, è chiaro. E la partita con la Juventus ci aveva in qualche modo tranquillizzato, dice, però Insigne ha fatto la sua partita classica di sacrificio, ha aiutato i compagni, è riuscito anche a trovare un buon filtrante che poi ha portato al gol, bene, i soliti tiri in curva e va benissimo. Questa cosa sembra un passo indietro rispetto a quello, lui che lancia la maglietta, si commuove eccetera eccetera. Sì, la commozione viene meno quando poi il giorno dopo vedi un video registrato il giorno prima, all for one, amici nuovi, le cose, me l'hai fatta bella, già ride, stai troppo bella. Fa gioco anche alla società vedere questo, perché alcuni che non approfondiscono vedono, ma tu sei il capitano, cioè perché? Che schifo, non si fa. Quindi riflettiamo a 360 gradi sempre.
cerchiamo di capire cosa porta a queste dinamiche, perché si arriva a queste dinamiche quando si poteva fare meglio, quando non lo so, fatemi voi un esempio di altri capitani che in scadenza firmano già durante il campionato per la prossima squadra e già vengono presentati. Angioletto mi citava Messi, ma secondo voi Messi non sapeva già di andare al PSG, che era l'unica squadra che se lo poteva permettere, molto prima? Si è aspettato, si è coperto e si è fatto a cose fatte quando a campionato finito. Messi è un esempio, Donnarumma, Cianaloglu, mica vengono presentati dall'Inter e dal PSG. Si aspetta, si fa fare il professionista, si evitano le domande, capite? Allora, a 360 gradi, Insigne si è comportato come si è comportato, Insigne è quello che fa, quello che ha fatto e quello che farà, non quello che si dice. Quella è una cosa. Quello che si fa in campo, quello che si fa davanti alle telecamere, quello che si fa online su Instagram e su Twitter. Sta postando molte storie sul Napoli, vedo bene. La società è quello che fa, non quello che dice. Dobbiamo andare in Champions. Sì. Io voglio vincere un Grammy Award. Sto facendo le cose che devo fare per vincere un Grammy Award o no? Prendiamoci un pochino conto. Se le cose non andranno bene, sappiamo di dovercela prendere con tutti. Da Di Lorenzo, poverino, perché proprio Di Lorenzo? Perché rappresenta il robot che non si ferma mai. Ma che prima o poi potrebbe, non ce la possiamo prendere con lui. Da Di Lorenzo, con tutti. Da Di Lorenzo fino a Starace, passando per ADL, per i capitani, quelli veri e quelli falsi, fino a passare ai tifosi, perché stadi a 5.000 persone, non lo so se si riempiranno, se queste 5.000 persone arriveranno, l'atteggiamento di alcuni tifosi sui social, perché questo porta poi Insigne ad essere spietato, perché Insigne ricorderà solamente le parole degli haters, non ricorderà le parole, e mi capita anche a me, nel mio piccolo, no? 12.000 iscritti, quando tutti bellini, e io vi accolgo nella mia casa, tutti bellini che scrivono cose bellissime, l'unico haters che viene a rompere il cazzo spicca di più, me lo dimentico, però spicca in un momento, dici ma com'è? 500 messaggi tutti bellissimi, poi arriva questo e dice sei brutto, sei basso, si vede che sei basso, ma che dice questo? Quindi Insigne sta pensando a quelli là e certi atteggiamenti escono fuori perché stai pensando solo a quelli là, insorfato dal suo clan calcistico. Peccato, perché gli strascichi poi si sentiranno, io spero di no. Insisto, Lorenzo, sarebbe un bel gesto cedere la fascia di capitano in questo momento, non voglio che lo faccia Spalletti, non voglio che lo faccia lo spogliatoio, perché lì si creano le scaramucce e non va bene, sarebbe un gesto bellissimo se lo facessi tu. Sentite ragazzi, io ho dovuto fare, cercate di capirmi, mi cambia la vita, questi mi danno dei soldi che non mi avrebbe dato nessuno al mondo, né il Napoli, né la Lazio, né la Roma, né il Sassuolo, né il Bayern di Monaco, né il Tottenham, né il Newcastle. La devo accettare, poi magari tornerò un giorno. Qua sta la fascia, non posso portarla perché ho già firmato, non solo ho già firmato, mi sono anche presentato, indosso una maglia rossa con il numero 24, non con il numero 10 della nazionale, che chissà se perderò, cercate di capirmi. Qua sta la fascia, Koulibaly in questo momento non c'è, sta in Coppa d'Africa positivo. Driss la vuoi tu e Driss sceglie. Io la vedo così, lo chiedi a Gulam, lo chiedi a quelli che sono rimasti. Sarebbe un bel gesto distensivo nello spogliatoio, perché poi arriva il nuovo Axel Tuanzebe, ok? Non c'è Koulibaly, non c'è Anghissà, non c'è Unas. Axel Tuanzebe arriva, giunto, questo è il capitano della squadra, per qualsiasi cosa rivolgiti a lui, anzi è il capitano della squadra che deve andare dal nuovo arrivato e deve dire per qualsiasi cosa rivolgiti a me. Se non capisci qualche atteggiamento di Spalletti chiedi a me, perché quando chiedi a me io ti spiego. Tuanzebe arriva, tweet ufficiale, video ufficiale, Insigne non è più il capitano del Napoli. Lo è adesso, ma che ti rivolge? È un capitano che se n'è andato. Quindi Tuanzebe si deve rivolgere a Gulam. Gulam deve avere la fascia in questo momento, perché noi dobbiamo guardare al futuro, al bene della squadra. Penso sia la Palissiano. E vi è uscito lungo il video, eh? Lo sapevo perché volevo nella mia mente
Adesso faccio un video di 15 minuti dove non cito la parola Lorenzo neanche per sbaglio. Come ho cominciato il video, no? Le cose belle e le cose brutte. Le cose belle Tuan Sebe, le cose brutte la positività di Koulibaly. E invece no, ne dobbiamo parlare. Sarebbe anche disonesto da parte mia non parlarne. Però questo è il mio pensiero. Sereno, serenissimo. Scelta di Insigne, concordata con la società, scelta della società, concordata con Insigne, non ha importanza. Questa squadra deve arrivare in Champions per il rispetto dei tifosi. Se arriviamo quinti è un peccato, io esulto lo stesso, lo sapete come la penso al riguardo, perché è difficile con questi presupposti, con questo atteggiamento e con questo tipo di gestione delle cose, la società, del capitano, di tutto, dell'ambiente. L'ambiente, perché poi il giornalismo cambia le cose, le carte in tavola, perché se una radio chiama dei procuratori per farli parlare, sono le domande che stabiliscono le risposte. Se tu hai una narrativa in mente, tu media, tu chiami una persona specifica per farti confermare quello che hai detto precedentemente e crei una narrativa e viene seguita o meno. Visto che non tutti hanno la possibilità di formarsi un pensiero personale, vai a cercare persone di cui ti fidi per farti aiutare a creartene uno. Penso sia chiaro. Vado a lavorare. Un bacio. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.